Azione di Bertini e c'è il primo calcio d'angolo della partita. Ancora Perez, ecco Padilla, filtra Padilla, traversone e la palla è sul fondo dopo aver messo un po' di brivido alla nostra difesa. Che Bertini ha lasciato a Malatrasi, riceve ancora Bertini ma Cisneros riceve, tiro e parata di Albertosi. Perez, il tiro è deviato da Malatrasi, lo cerca di riprenderlo ancora al volo Gonzalez, rimessa in gioco per i messicani, ecco Diaz che si è spostato in avanti. Cisneros, tiro di Cisneros, parata di Albertosi, tiro, attende che i suoi si piazzino in avanti, poi invece fa proseguire indietro Gonzalez, apertura sulla sinistra dove è andato Diaz, sul cross di Diaz, Borja tira dopo essersi aggiustato il pallone mentre prende la rincorsa Diaz. Ha respinto Burgnic, tiro di Galindo, parata di Albertosi. Prati, tiro a sorpresa di Prati dal limite dell'area di rigore, la palla è passata sulla sinistra, ecco sulla sinistra spostarsi Morales, sul suo traversone, tiro di Borja, al suo posto c'è Fragoso con il numero 19. Riva, tiro di Riva, parata di Motta. Ecco il primo pallone in azione toccato da Fragoso. Perez, Anquilletti, Padilla, rete. Padilla ha portato in vantaggio il Messico al 17° minuto. Autore del gol messicano, in attacco ancora, passaggio indietro a Fragoso che riesce, Diaz, Fragoso, Anquilletti riesce ad impedire Mattia Gonzalez e la palla è alta di un soffio all'incrocio dei pali sulla destra di Albertosi. Vedete Núñez, ecco Padilla, l'autore del gol con cui il Messico conduce per 1-0. Chiamato in avanti ancora una volta il terzino Perez, tiro di Perez, parata di Albertosi, molto bella in calcio d'angolo. Gonzalez, Borja, Gonzalez, tiro di Gonzalez che sfiora il palo sulla destra di Albertosi e termina sul fondo. Di Bertini, ecco un attacco condotto da Merlo, passaggio a Facchetti, Anquilletti, traversone di Anquilletti, esce molto bene Galindo ma ferma Bertini, tiro di Bertini, palo, rete, pareggio di Bertini con un tiro da 35 metri. Bertini ha pareggiato.